Salve a tutti, ben ritrovati a Di Arte, sono qui in compagnia di Andrea Ferrari. Oggi è l'ultima, purtroppo l'ultima puntata che abbiamo a disposizione, chiuderemo qui. Ripercorriamo un po' tutto quello di cui abbiamo parlato, Andrea. Allora, abbiamo detto che tu da sempre appassionato di arte in generale, soprattutto di fotografia, perché questa è la tua attività principale, ti dedichi alla musica, hai una casa editrice per mezzo della quale pubblichi le tue narrazioni, i tuoi progetti, quelli che tu chiami progetti. Ieri abbiamo visto il secondo progetto, oggi vedremo il terzo, ma ancora prima di arrivare al terzo mi riaggancio ad un discorso che purtroppo ieri abbiamo affrontato con molta fretta e quindi non in maniera distinta, non in maniera chiara, perché io ti ho posto questa domanda che ti ripongo. Ti ho detto, i tuoi progetti hanno una valenza assolutamente didascalica, che non è una constatazione, non vuole essere una critica assolutamente, no, ci mancherebbe. Hanno una valenza didascalica perché tu attraverso l'individuo esprimi, facendo mimare, appunto, facendo imitare il sentimento all'individuo, esprimi un sentimento, esprimi espressioni, passami il gioco di parole, che tu hai in mente. E io ti ho chiesto, si può rendere la stessa identica cosa rinunciando al soggetto e quindi al soggetto individuo e utilizzare solo i mezzi, gli unici mezzi che ha a disposizione la macchina fotografica, ovvero luce, colore? Sinceramente non lo so, perché io la vedo solo... Cioè io... Non te lo sei mai chiesto? No, sinceramente no, anche perché fondamentalmente... No, non mi sono mai chiesto, cioè io sempre, no, cioè, adesso un po' di difficoltà perché non ho capito di preciso, cioè, a cosa vuoi arrivare, cioè, della serie. Io lavoro su dei progetti che hanno... Cioè la mia domanda era, si può esprimere un sentimento anche non usando l'individuo come tramite? Cioè, nel campo fotografico, secondo me, no, a meno che... Sì, si può forse, per certe cose, se si può magari prendere un ambiente che magari può riportare a situazioni di questo tipo, però se non è in altro modo io non saprei come fare. Non sapresti come fare? No, sinceramente no, cioè, non so, si potrebbe magari, non so, riportare un sentimento tipo di pazzia o magari di disagio, magari, non so, facendo tipo delle fotografie a non so, a una struttura magari in disuso, magari quindi in abbandono, magari, non so, si può fare, non so, tipo un reportage su un... Ecco, quindi già stai offrendo una pluralità di opzioni, cioè, che non hanno a che fare con l'individuo. Sì, cioè, si fa un reportage tipo di un manicomio, che si sa che quello è un manicomio, allora magari si può pensare al disagio delle persone, alle sofferenze che hanno provato, che hanno sentito, quindi che hanno vissuto all'interno di questi ambienti, però sì. Però diciamo tu preferisci sempre lavorare con l'individuo, col soggetto umano. Per il momento ho fatto solo questo, poi magari più avanti potrò farlo, però sinceramente per il momento Per quanto riguarda invece più in generale l'aspetto contenutistico, tu hai fotografato tantissime cose, hai cominciato con i paesaggi, comunque con la natura. Ad oggi, dopo 14 anni di esperienza, cosa ti piace di più fotografare? Con cosa ti relazioni meglio? Sempre la natura, mi piace sempre perché è sempre diversa, nonostante una rosa sia una rosa, una margherita sia una margherita, però mi piace sempre di più guardare quello che è quello che ci sta intorno, perché comunque muta. E soprattutto io leggevo che tu hai scritto si può, e te lo chiedo, si può ottenere una cosa differente cambiando il punto di vista della fotografia? Cioè, fotografando il soggetto da punti di vista differenti si può comunicare qualcosa di diverso? Sì, ovvio che anche solo un'inquadratura può essere comunque
diversa, può far vedere in modo diverso quello che noi vediamo. Cioè, per esempio questa qua è un'inquadratura dove ho messo la macchina per terra, e questo qua è la parte anteriore del Duomo di Modena. Nessuno mai si mette per terra con la testa a guardare di notte quello che c'è davanti al Duomo in questa prospettiva. Quindi sicuramente il punto di vista cambia, il punto di vista l'aspetto comunicativo. Cambia, diciamo, sia anche le emozioni. Poi giocando in questo modo con le luci, quindi cercando di, diciamo, ottenere una luce più calda, quindi più tendente al giallo, più tendente al rosso, così si trasmettono emozioni diverse rispetto a quello che magari può essere la visione della stessa foto, magari con delle luci fredde, con delle luci magari tipo al blu o al verde. Quindi tutto questo cambia un po' il colore, cambia la prospettiva. Tu sei solito dare dei titoli alle tue fotografie? Ma sinceramente no, come... Proprio perché secondo me si riallaccia, correggimi se sbaglio, al discorso di lasciare libero, sì, cioè di esatto, interpretare al meglio. È come con Jazz Whisper, questo progetto che ho fatto sulle mie passioni della musica, una musica jazz. Che è, allora a questo punto ne parliamo direttamente, che è il terzo progetto narrativo che hai. E fu la stessa domanda che mi fece Roberto Uggeri quando mi chiamò su RTL 125, perché lui comprò il mio libro e gli piacque così tanto che mi chiamò per un'intervista, e lui mi disse: ma come mai nel libro non ci sono i nomi delle persone? E io gli ho risposto che a me non interessa il nome del musicista, mi interessa il musicista. Cioè non mi interessa che un sassofonista sia Sonny Rollins. Ok, sono un grandissimo sassofonista, mi interessa che sia un sassofono, cioè non mi interessa tanto l'etichetta che può far pensare che un sassofonista che è magari Sonny Rollins sia diverso da un altro. Sì, tecnicamente Sonny Rollins è un sassofonista bravissimo, come magari tanti altri, magari altri sono anche meno bravi, anzi, insomma, sicuramente, però sai, non vuol dire, cioè tipo in questo libro io ho rappresentato... Ecco, qui vediamo le immagini. Da cosa nasce questo progetto, quando nasce e da che volontà? Questo qua è la mia passione per il jazz, la mia passione per la musica. Che hai fatto? Quando? Questo qua sono foto fatte tra il 2006 e il 2007. Ok. E sono foto che ho fatto al Chet Baker Jazz Club di Bologna, sì, che ormai non esiste più. Perché era il momento in cui mi ero avvicinato, ero già comunque entrato da un po' di anni all'interno di quello che è la musica jazz, e quindi me la andavo a gustare in questo locale dove riuscivi a viverlo, perché stava veramente intorno al palco, quindi sì. riuscivi a gustartelo benissimo. Poi con il fatto che fosse sempre molto buio, con solo 4 piccoli lampioncini, come vediamo in questa immagine, che davano la luce, riuscivo a fare una cosa che io amo tantissimo, giocare con la luce. Perché tu mi dicevi, io sono solito ritrarre ambienti bui e quindi che mi permettono meglio di giocare con la luce. Sì, visto che comunque lavoro molto con dei rullini molto sensibili, ho l'opportunità di poter giocare, quindi creare delle sfumature particolari, come in questo caso riesco ad avere tutto nero e solo dei punti di luce dove ci sono i soggetti. Questo anche per una questione che a me piace molto, quindi una visione di una lotta tra il bene e il male, dove il male è il nero e il bene è il bianco. In questo caso quello che mi piace è cercare di far venire fuori il bianco, quindi insomma la musica è un po' quello che ho anche detto durante l'intervista proprio, mi piace vedere quando qualcosa si contraddistingue, cioè fa la differenza rispetto a un altro, rispetto a quello che è, diciamo, l'ambiente fondamentalmente. In questo progetto hai poi alla fine unito insieme la passione per la musica e quella per la fotografia, sì, no? Sì. Ritornando invece alla fotografia che abbiamo dietro le spalle, questa è stata realizzata a Modena. A Modena, sì. E con 20 foto come queste ho fatto una mostra al Caffè dell'Orologio a Modena nel 2007. Ti volevo chiedere proprio questo, cioè parlando di mostre, fai tante mostre? Ti devi fare tante mostre? No, io ho fatto questa mostra semplicemente. È l'unica mostra che hai fatto? L'unica mostra che ho fatto con queste foto,
e basta, non ho neanche mai cercato di fare altre mostre, non mi sono mai, per esempio io non ho mai, ho partecipato in 14 anni soltanto a 2 concorsi fotografici. Per quale motivo? Perché non lo so, boh, preferisco che, non lo so, boh, forse perché non mi piace diciamo, mostrare una singola foto, perché fondamentalmente cercando di creare sempre dei progetti, mi piace sempre dare una continuità, magari far vedere un progetto intero, solitamente nei concorsi, far vedere una foto. Non ti piace o comunque non pratichi molto l'esposizione di una fotografia singola, ma ti piace mettere insieme più foto, sinceramente preferisco, non lo so, poi non sono mai stato attratto più di tanto da queste pratiche, non lo so, boh, forse sbaglio perché così mi faccio vedere di meno, però boh, è che molte volte vedo questi concorsi come forse un modo, boh, senza sentimento, un modo di farsi vedere senza sentimento. E per quello che riguarda invece le gallerie, boh, ho provato quando ero tanti anni fa ad andare in giro un po' per gallerie e far vedere un po' quello che facevo, però ho sempre visto che venivo trattato come se fossi tipo un mendicante che andasse a chiedere dei soldi, quasi così. Infatti ho passato alcune volte che andavo tipo a Milano con le mie foto, andavo a farle vedere, però quando entravo no, non siamo interessati, sembrava quasi che fosse un tossico, riuscivo ad avere un'accoglienza migliore, veramente, io non lo so, mi sono trovato sempre così, e poi anche perché è molto importante farsi presentare da questo punto, da quel che ne so io, e da come ho vissuto io questa diciamo. E per quanto riguarda invece questa foto, tu mi dicevi ho adottato un punto di vista inusuale, insolito, perché è un punto di vista che nessuno ha di questa visione. Deciso sempre preventivamente o no, perché a me piace creare anche, io prima facevo delle foto con tempi lunghi sul cavalletto, no? Mettendo la macchina sul cavalletto usavo dei tempi lunghi per giocare con la luce, sempre di notte. E poi ho detto proviamo questa nuova prospettiva, una prospettiva diversa, no? E quindi fare le foto mettendo la macchina per terra. Sì. Questo mi ha dato modo di vedere anche la mia Modena, dove ci vivo da 35 anni, in modo diverso. E ho notato che anche le persone che abitano in centro, sono tutte foto comunque fatte del centro di Modena, vedevano in modo diverso e percepivano cose diverse rispetto a quelle che magari percepiscono passandoci tutti i giorni, magari durante il giorno, quindi c'è una visione, c'è più luce, quindi tanti colori non si vedono, tante ombre non si vedono durante il giorno perché, non so, stai andando a casa, sei appena uscito da lavorare, quindi cammini un po' di corsa, il telefono, vai. Quindi questo si riallaccia a un rapporto importante che c'è tra il fotografo e la macchina, nel senso la fotografia, lo strumento fotografico permette anche al fotografo di avere uno sguardo diverso, sì. No? Tu mi hai detto prima, io amo la fotografia perché amo le cose immediate, cioè amo le cose di cui posso ammirare subito il riscontro. Sì, però scavando poi anche dentro, cercando di vedere se c'è qualcos'altro. Infatti la cosa che mi è piaciuta molto di queste foto è che le persone che le hanno viste mi hanno tutti ringraziato perché gli ho fatto vedere in maniera diversa la città che vivono sempre. Sì. Allora io concludo con una tua citazione che vorrei che tu chiarissi meglio e spiegassi, perché tu hai detto ricorda c'è sempre chi ascolta quello che non dici. Sì. Cosa vuol dire? Questo è della E come si può riallacciare alla fotografia? Brevemente, poi chiudiamo. Ma come riallacciare alla fotografia sinceramente non lo saprei, perché questa è una di quelle frasi che mi è venuta, che mi è nata così, ma semplicemente per quello che riguarda forse l'atteggiamento delle persone. Per un atteggiamento che le persone hanno che magari è un po' superficiale e che magari considerano... Chi è che ascolta quello che non dici? In questo caso sarebbe Dio. Ok, nella fotografia potrebbe essere uno sguardo che ti permette di vedere quello che di solito non vedi, c'è sempre sì, lo possiamo legare in questo modo, non l'avevo pensato in questo modo, ma...
Comunque io ti saluto qui, ti ringrazio ringrazio. per essere stato con noi, saluto il nostro pubblico, mi raccomando la prossima settimana con un artista diverso, sempre qui a Di Arte. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao, grazie.